Voglia di partire tantissima, prima parto, prima arrivo, molto carica e contemporaneamente sulla schiena ho la consapevolezza di avere quelle ali. Quelle ali sono bellissime, sono colorate, ma rappresentano anche una grande responsabilità. Venerdì ore 7, Velodromo Mercante, sarà il momento del via per Anna May, la ciclista dalle sfide impossibili, detentrice di molti record mondiali. Pedalerà per 1000 chilometri, è il primo tentativo femminile al mondo su pista outdoor. 53 anni, campionessa nello sport e nella vita, resterà in sella alla sua bicicletta per circa 40 ore. Sfiderà la stanchezza, il vento, il freddo, le difficoltà fisiche e mentali di una corsa così lunga e difficile. Sono consapevole del fatto che come amico nemico avrò questo amico, se posso dirlo, che si chiamerà freddo, con il quale dovrò convivere solo 40 ore. Perciò è una cosa a termine e a tempo. Io sono abbastanza una leonessa, perciò stringerò i denti e poi ho già detto al mio team: prendetemi dopo e buttatemi in una vasca d'acqua calda. Una leonessa sì, ma con le ali di una farfalla, perché Anna May fa tutto questo per i bambini farfalla, bimbi che soffrono di una malattia rara che causa loro grandi sofferenze. Dare una speranza, per dargli una voce e per fargli sapere che noi ci siamo, dove per noi intendo dire io in veste di ciclista, tutte le persone che mi hanno aiutato in questo evento, tutte le persone che avranno voglia di aiutare i ragazzi farfalla. Vi invito tutti quanti a venire al Mercante per farvi sentire e anche vi invito ad andare sul sito www.debra.it per le donazioni. 5 euro bastano e avanzano, è proprio farsi sentire. L'appuntamento con Anna May e i suoi 1000 chilometri a farfalla è al Velodromo Mercante venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Io sono le loro gambe e loro, i ragazzi farfalla, saranno le mie ali. Bocca al lupo. Crepi, crepi, crepi.